Anche a Chioggia, presso Parco Commerciale Clodì, puoi acquistare il tuo mezzo di trasporto del futuro. I migliori prodotti del mercato e a costi contenuti. Per informazioni visita il sito www.motozone.it o chiedi informazioni via email info@motozone.it. Il Veneto passerà in zona arancione dal prossimo lunedì 8 marzo. La notizia è stata data oggi dal presidente della giunta regionale Luca Zaia, dopo la conferma del ministro della Salute Roberto Speranza. Decisivo l'aumento dell'indice RT oltre quota 1. Bar e ristoranti, ora aperti fino alle ore 18, saranno da lunedì appunto chiusi al pubblico. Possibili solo l'asporto entro le ore 22 per i ristoranti, entro le ore 18 per i bar e la consegna a domicilio. Zaia si è detto pronto a chiudere anche gli istituti scolastici, se occorrerà, anche a macchia di leopardo. In zona arancione è consentito muoversi senza autocertificazione all'interno del comune. Permane il coprifuoco dalle ore 22 alle 5 del mattino. Per uscire dal comune serve motivare con lavoro o sanità. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, oltre gli spostamenti tra comuni non superiori a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia. Restano aperti i negozi, tranne i centri commerciali nel weekend, ma assieme a bar, ristoranti e pizzerie chiuderanno pasticcerie e gelaterie. A differenza della zona gialla, dove sarà possibile recarsi al cinema e a teatro dal 27 marzo, finché il Veneto rimarrà in zona arancione non sarà possibile accedervi. Come nel resto d'Italia, rimangono sempre chiuse le fiere, i congressi, le palestre, le piscine e gli impianti da sci. A proposito di Covid, non c'è pace per l'Union Clodiense. Dopo il grave infortunio al legamento crociato che terrà lontano Daniele Melandri fino alla fine del campionato, oggi è arrivata la conferma della positività al coronavirus di molti elementi della prima squadra. Un numero non precisato, ma più che sufficiente per chiedere e ottenere dalla Lega Nazionale Dilettanti il rinvio della partita prevista domenica 7 marzo allo stadio Alduedino Ballarin contro i veronesi dell'Ambrosiana. Nel frattempo il piano vaccinale per la popolazione anziana in Veneto si viene così sviluppando. Mentre proseguono le somministrazioni alla classe 1941 e 1940, è appena iniziata quella per i nati nel 1939 e nel 1929. Da lunedì 15 marzo verranno convocati i novantenni del 1928 e a ritroso, mentre lo stesso giorno prenderà il via la chiamata per la classe 1938. La settimana successiva, dal 22 marzo, spazio ai nati dal 1932, 31 e 30, quindi per la classe 1937. A fine mese sarà la volta degli anziani datati 1934 e 33, quindi verrà coperto il biennio 35 e 36. SD Auto. Aperta a tempo pieno tutte le sue attività di vendita nella sede di Borgo San Giovanni 1195 a Chioggia e in quella di via Emanuele Filiberto 27 ad Adria. Noleggio auto, officina, carrozzeria e centro revisioni. SD Auto vi aspetta. Buone notizie per i lavoratori portuali di Venezia e di Chioggia. È stato infatti rinnovato il contratto collettivo nazionale del settore, con validità fino al termine del 2023. Attraverso l'aggiornamento delle spettanze, ai 20.000 portuali italiani verrà corrisposto un aumento mensile nello stipendio di 110 euro, 10 dei quali saranno destinati al fondo di accompagnamento all'esodo anticipato. Inoltre, questi lavoratori beneficeranno dell'una tantum di 300 euro per il periodo di vacanza contrattuale fra il 2019 e il 2020. Soddisfatti i sindacati di categoria, che vedono riconosciuto il premio a un settore mai inattivo durante i mesi più difficili dell'emergenza sanitaria. In alto mare invece rinnovo del contratto per gli operatori della logistica, del trasporto di merci e delle spedizioni, scaduto da 14 mesi. Secondo CGIL, CISL e UIL, le condizioni della controparte sono inaccettabili.
Voglia di caffè? Da Passione Caffè in Piazza Europa 10 a Sottomarina, con soli 18,50 € puoi portare a casa una mini caps in comodato gratuito a 50 capsule. E grazie alla promozione con Chioggia Azzurra potrai averne ulteriori 50 a scelta in regalo. Cosa aspetti? Chiama allo 041 89 42 009. Vola da Passione Caffè. Il tavolo di consultazione nazionale della pesca e dell'acquacoltura ha fissato dal 31 luglio al 29 agosto le date del fermo biologico per il 2021. Saranno ancora 30 i giorni di fermo continuativo, con la compensazione prevista dal nuovo FEAMP in sede europea e destinata alle imprese. Per quanto riguarda l'Alto Adriatico, viene richiesto di prolungare di altri 5 giorni lavorativi lo stop, ovvero fino al 5 settembre. L'aggiunta andrebbe però scomputata ai fini del conteggio delle giornate aggiuntive. È tornata la pescheria Mare Blu. Offre una vasta scelta di pesce nostrano e allevato a mare con servizio di pulizia e spilettatura. Arrivi giornalieri garantiscono la freschezza. Pescheria Mare Blu a Borgo San Giovanni 342 è aperta dal martedì alla domenica con orario 7 e 13 e anche il sabato pomeriggio dalle ore 16 alle 19. Pescheria Mare Blu effettua consegna a domicilio nella zona di Borgo San Giovanni e accetta prenotazioni per pranzi e cene al numero 324 86 23 137. Si presenta ricco di iniziative il calendario per il 2021 della rassegna Marzo Donna, organizzata dall'Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Chioggia in collaborazione con l'Assessorato alla Cultura. Lunedì 8 marzo, notoriamente, ricorre la Giornata Internazionale delle Donne per ricordare le conquiste sociali, politiche ed economiche femminili, celebrata per la prima volta negli Stati Uniti nel 1909 e in Italia nel 1922. Anche quest'anno le iniziative, tutte gratuite, spiega l'assessora alle pari opportunità Jenny Cavazzana, si devono misurare con l'emergenza sanitaria in corso e avverranno per la maggior parte via web. Il Comune ha comunque predisposto un calendario che offre significative opportunità di riflessione e di sensibilizzazione in collaborazione con l'associazione Insieme Arte a Mare Chioggia, 11 classi dell'Istituto di Istruzione Superiore Giuseppe Veronese, con il Centro Antiviolenza Civico Donna, il Museo Civico della Laguna Sud e il Museo Livi, per riconoscere e rafforzare l'importanza del ruolo e della figura femminile nella società, a partire per esempio da quelle ragazze e donne che nella storia si sono distinte, non senza difficoltà, negli studi scientifici. Il programma è visitabile al blog Eventi Appuntamenti Chioggia. La nostra missione è promuovere l'innovazione integrando tecnologie virtuali e infrastrutture fisiche per realizzare smart city basati sull'efficienza energetica e la tutela delle risorse idriche. Visita il nostro sito www.ideasrl.it/. Ultimo fine settimana prima del ritorno del Veneto in zona arancione, quando bar e ristoranti saranno nuovamente chiusi se non per l'asporto e non ci si potrà più spostare tra comuni e capoluogo. Con questa previsione, confermata solo nelle ultime ore, Venezia prova ad attrezzarsi a suon di ordinanze nel tentativo di gestire un altro assalto dei visitatori del weekend, prima che gli sconfinamenti siano nuovamente interrotti. Ai provvedimenti che contemplano la regolamentazione dei flussi in alcune aree e in tutta la municipalità di Venezia della somministrazione e vendita di bevande alcoliche da asporto dopo le 15, si aggiunge il tentativo di garantire servizi di trasporto pubblico adeguati all'emergenza sanitaria in corso da e per la città d'Acqua, con oltre 30.000 arrivi giornalieri negli scorsi fine settimana e le numerose situazioni di pericolo riscontrate dentro gli autobus di linea, i tram e i treni, ACTV prova a correre ai ripari. Sarà modificata la linea PKI che collega il parcheggio Petroli ai Pili con il Tronchetto, Piazzale Roma e nuovamente il Park Petroli, aggiungendo una fermata straordinaria in via Orlanda a San Giuliano, la quale, secondo le previsioni dell'azienda, dovrebbe alleggerire le corse in entrata e in uscita da Venezia.
ACTV ha inoltre previsto corse aggiuntive degli autobus e dei tram in partenza da Piazzale Roma nella fascia oraria che va dalle 16 alle 20, il momento critico del deflusso dei turisti di giornata. Un ulteriore sforzo richiesto dall'azienda di trasporto pubblico veneziana ai propri dipendenti alla vigilia dello sciopero unitario dei lavoratori previsto lunedì 8 marzo in seguito alla rottura delle trattative che riguardano la disdetta unilaterale degli accordi integrativi di secondo livello. L'appuntamento di culto con la pizza sottomarina torna finalmente a incontrare i suoi tantissimi affezionati e ad accoglierne di nuovi. La pizzeria da Leo in via Padova 1 è aperta tutti i giorni dalle 17 anche su ordinazione. Contatta quindi il numero 041 55 40 550 dalle ore 16 e prenota la tua pizza preferita.